Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs thinking this is a life, and you wake up in the Con una suggestiva sfilata che ha preso avvio da Piazza Fontana, con gli atleti under 14 preceduti dalla banda vicentina Noti in Armonia di Povolaro e delle maggiorette che hanno fatto da apripista nell'attraversare il cuore di Abano Terme, quello pedonale per intenderci, per fermarsi davanti al Colle del Montirone, ovvero le antiche fonti termali, dove i 4 tedofori olimpici portacolori dello sport padovano hanno acceso il tripode sistemato sul colle per dare avvio alla 5ª edizione dei giochi estivi indetti dal CONI di Veneto. Abano ci ha accolto a braccia aperte, è stato bellissimo passare in mezzo ai turisti che hanno goduto di questo spettacolo che sono stati i nostri ragazzi delle nostre federazioni. Ragazzi che poi parteciperanno ai campionati nazionali a Cagliari il 22, 23 e 24 settembre. Credo che la soddisfazione, anche se è una giornata molto calda, la soddisfazione di portarli in questa splendida cornice delle terme antiche romane e accendere il tripode, credo che li ha fatti riempire di gioia, li ha fatto capire quanto importante è lo sport e i valori dello sport. Cerimonia che ha aperto la 2 giorni di sport, che ha coinvolto una dozzina di federazioni con i mini atleti impegnati nell'hockey, nel kickboxing, negli scacchi, nel pentatlo moderno, nelle bocce, nel pugilato, nel rugby, nell'atletica, nel taekwondo, nello squash e nel tiro a volo, disputatisi nel campo di gara di Montebello. Contestualmente sono anche stati premiati gli atleti che si hanno imposti nelle gare di pentatlo moderno disputatisi alla Padova Nuoto. Una fantasmagorica sfilata con le autorità, il gruppo degli Azzurri d'Italia della sezione di Padova ed in prima linea i 4 tedofori guidati dal pluriolimpionnico di canottaggio Rossano Galtarossa, la schermitrice Francesca Bortolozzi, il pallavolista Davide Tovo e l'olimpionica di atletica Manuela Levorato. Una bellissima iniziativa, una cornice meravigliosa quella di Abano, tantissimi bambini, la banda, le maggiorette, abbiamo acceso il tripode per inaugurare questi giochi del Veneto. Speriamo i ragazzi si divertano, apprezzino anche il valore dello sport, il divertimento, la compagnia e le regole che dà lo sport, che poi li formerà anche nella loro vita, soprattutto che si divertano e si qualifichino per queste finali poi che saranno in Sardegna. In bocca al lupo a tutti. Una bellissima location, una passeggiata in centro stupenda per parlare di sport, per parlare di questi giochi del Veneto che poche regioni fanno sinceramente, quindi complimenti al Presidente e a tutti quelli che lavorano con lui del CONI per questa cosa. È sempre un motivo nostro per promuovere lo sport e, come diciamo spesso e volentieri, è importante che si faccia sport, non bisogna per forza arrivare ad alti livelli, ma deve fare sport. I bambini, i ragazzi devono fare sport e devono divertirsi, questa è la parola d'obbligo. Un grande piacere, partecipo a questa manifestazione organizzata in maniera meravigliosa dal CONI e nonostante il momento insomma fatto anche di tante difficoltà pure economiche, loro sono riusciti a fare qualcosa di straordinario per tutti questi ragazzi e partecipano quasi tutte le federazioni. Lo sforzo è stato notevole, ma credo importante puntare soprattutto su queste cose. Saranno 2 giorni molto belli per tutti questi ragazzi e per chi li accompagnerà, in un contesto, quello di Abano, molto molto importante e bello.
Sotto una calura ferragostana sono seguiti gli interventi davanti alle antiche terme del Montirone, dove la fiamma del tripode richiamava l'impegno dei mini atleti. È stato dato il via alla quinta edizione dei Giochi estivi del Coni Veneto, che hanno coinvolto oltre 400 atleti under 14 per un evento nato 4 anni or sono, che è diventato un appuntamento avvincente perché ha saputo coniugare divertimento ed agonismo, non solo per i protagonisti della manifestazione sportiva. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, its last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind. Deeper down. Deeper down. Deeper down. Voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, its last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front.